Bene, un ringraziamento innanzitutto all'avvocato Bozza che ha voluto e promosso questo incontro. Un grande grazie a Sebastiano Favero, presidente dell'ANA, che ci onora con la sua presenza, e un grazie veramente alla crema, mi permetto di dire, dell'ANA a livello veneto. Prima con Lino dicevo che battaglione graduati che abbiamo portato dell'ANA un po' a Venezia, ma effettivamente è veramente l'ossatura principale, con anche le responsabilità che tutti voi avete per le vostre sezioni, per i vostri territori. Quindi veramente grazie per questa presenza, ripeto, massiccia e qualificata oggi a Venezia. Se vuoi arrivare primo, corri da solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme. Credo che questo proverbio africano si adatti benissimo allo spirito degli alpini, che anche nella vita civile marciano assieme, stanno assieme e sono sempre vicini a quanti hanno bisogno. Lo fanno spesso in maniera silenziosa. Pensiamo alle campagne lanciate dall'ANA come quella della raccolta fondi per il Libano, che ha portato, io dico, ad esempio, solo nello scorso giugno alla realizzazione di unità ospedaliera prenatale nel villaggio di Ain Ibil. Il libro verde della solidarietà alpina riassume il rendiconto delle innumerevoli iniziative e impegni e attività che l'Associazione Nazionale Alpini svolge a sostegno della collettività, attraverso le proprie sezioni e gruppi nazionali, all'estero e appunto, dicevo, gli oltre 4.000 gruppi che costituiscono la nostra famiglia. Si tratta, secondo me, di una pubblicazione fondamentale perché testimonia e rendiconta ai donatori innanzitutto quanto si è fatto. Non voglio fare polemiche che non mi appartengono, peraltro neanche appartengono allo spirito alpino, ma tutti sappiamo quanto male hanno fatto le donazioni, scusatemi, solidali, quegli episodi che hanno coinvolto personaggi famosi e famosi panettoni o pandori con colori strani. Ecco, proprio perché è importante certificare cosa si è fatto con i soldi raccolti dai cittadini, l'ANA ha le mani pulite e quando sono sporche di fango o di polvere, di città o borghi colpiti da alluvioni o terremoti. L'ANA raccoglie fondi e interviene con azioni di solidarietà concreta in Italia come all'estero, l'abbiamo visto in Libano, nel Mozambico, o con il sostegno assicurato alle popolazioni turche e siriane colpite dal terremoto nel febbraio del 2023, il libro verde della solidarietà restituisce all'opinione pubblica un'immagine concreta dell'impegno delle penne nere, che non si esaurisce in casi appunto solo di interventi per calamità naturali, quando gli alpini sono sempre i primi a intervenire offrendo soccorso, costruendo ospedali, scuole e strutture d'emergenza. La solidarietà è il superlativo di libertà, ha detto una poetessa rumena, e gli alpini per la loro natura sono uomini e anche donne liberi, capaci di dare quella sostanza e credibilità necessarie per far sì che la solidarietà non sia un mare di parole, ma fatti e atti concreti. Solidarietà deriva da solido. La solidarietà è il sostegno reciproco, è il modo in cui ogni parte di un solido è retta e tenuta salda da tutte le altre. Nessuna si ritrova sola nel vuoto. La solidarietà è quindi la compattezza del corpo sociale, il suo essere massiccio, e ci spiega che la forza di un corpo sta nella sua coesione, coesione che si esprime innanzitutto nella mutua assistenza, in una fratellanza che scaturisce dalla coscienza di far parte di una comunità. Una società solidale e una società solida e sana. Nel sito dell'ANA, a proposito delle iniziative solidali sostenute, promosse e finanziate dagli alpini, leggiamo che talvolta gli alpini sono restii a dire ciò che fanno di bene e quindi non sempre registrano e comunicano il frutto del loro lavoro. E questo è vero, ma è altrettanto importante dare notizia di ciò che si fa, e non perché vogliamo vantarci, ma proprio per dimostrare ai cittadini che degli alpini ci si può fidare e che il fiume grande della solidarietà trova negli alpini quell'alveo naturale in cui scorrere sicuro verso coloro che hanno bisogno. Vorrei ringraziare tutti i gruppi e tutte le sezioni ANA per quanto fanno e non lo dicono. Lo dico da presidente, non lo dico da alpino, lo dico da presidente del Consiglio regionale del Veneto, e lo faccio spesso quando ci troviamo insieme, quando appunto porto i saluti e il ringraziamento della Regione Veneto.
Da alpino non smetto mai di sorprendermi nel vedere giorno per giorno confermati quei valori che nell'anno di servizio militare sono stati appunto una cosa che mi ha anche formato e che ha formato tutti noi nella nostra vita. Se fossi un marinaio avrei detto che siamo tutti sulla stessa barca, da alpino siamo tutti sulla stessa terra o sulla stessa montagna, in cui i tremori distruttivi capitano, ora di qui, ora di là. La percezione non è necessariamente consapevole di una comunanza, di una condizione di un'umana precarietà ed è il fondamento della solidarietà che abbiamo sperimentato. Solidarietà che alimenta la nostra convivenza anche lontano da terremoti e ringrazio il presidente dell'ANA Sebastiano Favero e tramite lui tutta la famiglia alpina che ha saputo scrivere in silenzio questa collana di libri verdi sulla solidarietà. Il libro verde è quello del 23, mi permetto, siamo anche a fine anno, facciamo anche un piccolo, mi permetto di dire, debriefing di risultati di quest'anno, ne porto uno, ma lo dico, e l'ho già detto a Sebastiano in varie occasioni, da Presidente del Consiglio regionale incontro colleghi di altre regioni, di altre realtà e devo dire che la Dunata di Vicenza penso rimarrà e rimane un target su cui confrontarsi per le prossime adunate. Parlo con gli amici piemontesi e già sento qualche preoccupazione su Biella, ma speriamo vengano superate. Veramente l'immagine che abbiamo, mi permetto di dire anche nel mio piccolo possolino, nel mio piccolo di aver dato una mano su Vicenza, veramente è stato un esempio di capacità organizzativa, di accoglienza, ma anche di sensibilità della città. Ho avuto un collega di Bergamo che mi ha ricordato che i suoi sono campeggiati davanti a Villa Trissino, cioè nel giardino di Villa Trissino, che è una delle cose diciamo più chiuse di Vicenza normalmente, proprio per far cogliere che quando vengono organizzate cose a questo livello veramente rimane un'immagine della nostra associazione in maniera incredibile in tutti quanti poi hanno avuto modo di partecipare e di capire lo spirito alpino in quei giorni a Vicenza. Quindi veramente grazie per tutto il lavoro fatto, Sebastiano, Lino, ma anche le sezioni sorelle della provincia di Vicenza. Approfitto di questo momento infine per porgere a voi tutti e a tutte le penne nere e a quanti credono in noi i miei sinceri auguri per le prossime festività natalizie di fine anno. Lo faccio con le parole di Papa Giovanni XXIII, sergente di sanità durante la Grande Guerra, che al culmine della crisi tra USA e URSS nell'ottobre del 62, nel suo radiomessaggio per l'intesa e la concordia tra i popoli, disse: «Noi ricordiamo a questo proposito i gravi doveri di coloro che hanno la responsabilità del potere e aggiungiamo con una mano sulla coscienza che ascoltino il grido angoscioso che da tutti i punti della terra sale verso il cielo. Pace, pace». Se penso alla martoriata Ucraina, se penso alla striscia di Gaza, se penso alla Siria, al Libano, allo Yemen, non posso che invocare anch'io la pace e con essa il valore supremo della vita. E sono certo che noi tutti siamo qui proprio per questo, lottare per la pace, aiutare il prossimo sulla spinta del motto alpino, onorare i morti aiutando i vivi. Grazie ancora per la vostra presenza qui oggi. Passo la parola al collega Alberto Bozza che ha fortemente voluto questa giornata. Prego Alberto. Grazie Presidente e grazie anche per non solo il tuo intervento da Presidente del Consiglio ma anche da alpino e da uomo che ovviamente ha colto subito con grande disponibilità questa iniziativa di confronto che c'è stata. Una scelta, quella del Consiglio regionale, che abbiamo ritenuto importante, perché sapete che il Consiglio regionale esprime e rappresenta tutta la comunità veneta. Indipendentemente dalle forze politiche, qui sono rappresentati democraticamente tutti i cittadini veneti e quindi oggi consegnare nelle mani del Presidente, quindi il rappresentante massimo dell'organo più democratico che abbiamo nella nostra regione, penso che fosse un gesto molto significativo, molto importante, per cui lo ringrazio doppiamente per questa celerità anche nel cogliere l'opportunità di farlo prima della fine dell'anno. Ogni anno quando si arriva alla fine si fanno i bilanci, per cui è giusto che insomma, ci sia anche un bilancio della grande attività che hanno fatto gli alpini
Ovviamente questa calibrata nel 2023 e già è pronta l'edizione quasi 2024 a dimostrazione di questo grande impegno. Qui dentro ci sono dei dati straordinari, poco conosciuti, ma che è giusto che vengano, come dire, trasmessi, non solo per la trasparenza, ma anche per dimostrare che dietro i numeri c'è un lavoro incredibile. Ed è il lavoro dei nostri alpini. Io oggi, prima di venire qui, pensavo a tante cose, poi ho detto non mi scrivo niente, perché poi quando si parla di alpini, io sono sempre portato a far sì che il cuore mi detti alla mente quello che devo dire, perché vivendo tutti i giorni insieme a fianco degli alpini si capisce qual è il valore nei piccoli gesti quotidiani e nelle grandi iniziative di solidarietà che vengono fatte, oltre che di soccorso quando le nostre comunità ne hanno bisogno. E gli alpini sono sempre i primi ad arrivare e gli ultimi ad andare via, sempre i primi ad accoglierti con il sorriso e gli ultimi a salutarti con la stretta di mano. E credo che siano gesti di una società che deve riscoprire i propri valori, specialmente nei ragazzi, in quelle scuole che state portando avanti, quei campi scuola che davvero sono una speranza per proseguire la mission dell'alpino, il sentimento che gli alpini riescono a trasmettere tutti i giorni. Ecco, queste sono cose che ci devono ben far sperare che anche nelle nostre comunità il seme dell'alpino possa continuare anche nelle nostre future generazioni. È evidente che il servizio di leva oggi non c'è più, però credo che abbiamo una missione importante, una sfida che ci appartiene tutti, è quella di cercare di avvicinare più persone possibili oggi all'Associazione degli Alpini, anche se non sono alpini, ma capire qual è il sentimento e consapevolmente cercare di portarlo avanti, perché pensiamo solo per un attimo se un domani non ci fossero più le baite nelle nostre comunità e non ci fossero più gli alpini che vengono in soccorso, non solo con gesti di dono, di solidarietà, ma anche nella quotidianità, che è quella del messaggio che diceva prima il Presidente Ciambetti, di pace, di amicizia e di saper donare con il cuore senza mai chiedere nulla in cambio. E credo che sia un aspetto che sia fondamentale poter continuare e curare, proprio per dare una giusta, come dire, valorizzazione delle nostre future e spero generazioni. E spero che questo libro possa entrare anche nelle scuole, perché sia accompagnato dalla spiegazione, dalla voce dei nostri alpini nei confronti dei nostri ragazzi. Chiudo dicevo, ci sono dei numeri straordinari. Volevo anche ringraziare, senza nulla togliere a nessuno, oltre alla straordinaria presenza oggi del Presidente Favaro, anche la sezione di Verona che ha contribuito nell'organizzazione della giornata di oggi, e anche l'orgoglio di vedere come sia il movimento nell'ambito territoriale veronese il secondo proprio a livello nazionale in quei numeri che sono rappresentati e cristallizzati in questo volume. Grazie di cuore per quello che fate, grazie per esserci sempre a fianco e per essere sempre presenti in ogni momento con grande umiltà e con grande silenzio, grazie dell'amicizia che date a noi tutti veneti e soprattutto viva gli alpini, buone feste e buon Natale. Presidente Favero, prego. Presidente Favero, prego. Volevo anche ringraziare e salutare la presenza della collega Venturini che è venuta qui oggi proprio in rappresentanza. Allora comincio con un grazie anch'io, un grazie sentito al Consiglio tutto della Regione, Consiglio della Regione Veneto, e in particolare ovviamente al suo Presidente, che poi è uno di noi, a Roberto Ciambretti, con cui ci lega anche un'amicizia ormai di tanti anni. Un grazie per averci dato questa opportunità. Come avete detto, sia il Presidente sia il consigliere nei loro interventi, noi non siamo abituati a fare propaganda, non fa parte del nostro DNA. Però ci siamo resi conto, quando abbiamo deciso, ormai ho fatto il conto 16 anni fa, di fare la prima edizione di questo libro verde, che comunque era necessario e opportuno presentare alla memoria, alla storia
quello che è l'impegno concreto, silenzioso, che i nostri alpini fanno da sempre, lasciatemelo dire, da sempre. Sicuramente da quando è nata l'Associazione Nazionale Alpini, perché già nel primo statuto, e voglio ricordarlo, al di là dei valori fondanti della memoria e del ricordo, giusto, c'è stata subito l'attenzione alla solidarietà. Ovviamente in quel momento in primis ai loro commilitoni che erano andati avanti, quindi alle loro famiglie, ai loro figli, alle loro mogli, ma poi questa solidarietà si è estesa a tutta la realtà. E questo è l'aspetto, io credo, più importante che questa associazione ha. È il suo biglietto da visita, è la sua essenza, perché fare memoria, ricordare soprattutto i nostri caduti e quelli che, come diciamo noi, sono andati avanti, senza però guardare a chi ci è di fronte e senza essere disponibili a chi ci è di fronte, ecco, forse è qualcosa che non ha quel valore pregnante che noi vogliamo dare a tutto quello che facciamo. Ed è una testimonianza, perché è quello che i nostri vecchi hanno voluto. Una testimonianza, come giustamente aveva detto il consigliere, di poter trasmettere questi valori ai nostri giovani. Ecco i campi scuola. Prima c'era la NAIA, come la chiamavamo noi. Lasciatemi dire, grandissimo errore, averla sospesa in quel modo in cui è stata sospesa. Perché poi nel frattempo sono cadute altre possibilità per i nostri giovani. Ricordo gli oratori, ricordo altre possibilità che i giovani avevano di poter fare comunità, che non ci sono più. E poi adesso ci preoccupiamo perché i giovani si organizzano in bande piuttosto che avere un atteggiamento spesso estremamente individualista, frutto tra l'altro del sistema di comunicazione che oggi c'è, almeno personalmente dico, ci è stato imposto. Oggi se non hai il telefonino, se non dialoghi col telefonino non sei, oppure pensi di non essere nessuno, invece non è così. Io non sono collegato a Facebook, vivo ancora serenamente, tranquillamente, senza essere collegato a Facebook. Ma questo è il motivo per cui noi ci siamo oggi. Io credo che questo è il motivo per cui noi ancora oggi abbiamo quei numeri che abbiamo, sia i numeri dell'associazione, sia i numeri che ci sono in questo libro verde. Lasciatemi solo citare quelli del 2023, li abbiamo messi a Vicenza, come in tutte le altre adunate, facciamo uno striscione riassuntivo. Quasi 6 milioni di interventi concreti in denaro, oltre 65 milioni di ore di volontariato date gratuitamente. E qui lasciatemi fare un altro passaggio. La gratuità. Qua non siamo in Parlamento, ma io l'ho già detto in una riunione in commissione in Parlamento tanti anni fa, nel 2017, visto che ero stato invitato per discutere sulla legge del terzo settore. Beh, quella è una legge equivoca, perché si preoccupa più dei volontari, sì, ma di quelli che sono pagati. Ma allora se uno è pagato, che volontario è? È volontario di scegliere quel lavoro piuttosto di un altro, ma come tutti gli altri. E invece è poco attenta a quelli che sono i volontari veri. E così poco attenta è anche l'apparato burocratico, e qui faccio un altro esempio perché su cui mi sono arrabbiato, ma arrabbiato veramente forte. Infatti non l'ho fatto per Natale, lo farò dopo, quel prossimo libro verde lo mando a quelli del MEF, perché sono riusciti a calcolare un danno per l'erario di quasi 4 milioni all'anno perché noi facciamo volontariato gratuito. Vorrei capire, e non hanno letto questi numeri, allora vorrei capire cos'è, cioè quali alchimie
anche sotto il profilo, io sono ingegnere, sono abituato a vedere i numeri e leggerli nel loro modo giusto. Non riesco a capire come possa essere, noi possiamo essere, perché lasciatemi, quella comma riguarda per il 99% l'Associazione Nazionale Alpini, riguarda anche tutte le altre associazioni d'arma, ma per le dimensioni che hanno e per la capacità che hanno rispetto ai nostri numeri ovviamente hanno delle difficoltà. Ma io voglio capire, ma siamo un danno per lo Stato? I 4.300 gruppi che abbiamo sparsi in tutta Italia, che stanno facendo supplenza anche con i comuni, i sindaci lo sanno bene, siamo un danno per lo Stato? Di 4 milioni all'anno? Ce li dicono quei 4 milioni invece? Che noi rifaremo la Naia con 4 milioni, senza bisogno di altre alchimie. E educheremo i ragazzi come stiamo facendo nei campi scuola. Perché per creare la base futura noi dobbiamo far crescere i nostri ragazzi. È la condizione sine qua non. Vanno bene gli amici, vanno bene gli aggregati, ma noi dobbiamo costruire una base forte che sia giovane, che guardi al futuro. Questo è l'obiettivo che io credo importante e fondamentale per il nostro crescere. E questo libro verde lo è. Perché se i ragazzi, se i giovani, se gli amici vengono con noi, e abbiamo numeri veramente significativi, perché la sola protezione civile nostra fa 13.000 volontari. Signori, 13.000 volontari che non sono gli angeli bianchi, che tanti giornali descrivono quando ci sono le emergenze. No, sono tutta gente preparata e qualificata che sa fare il suo dovere, che sa intervenire in maniera precisa e puntuale e che risolve magari i problemi che quegli angeli del fango creano quando vanno. Perché bene l'entusiasmo, ma quando c'è emergenza non basta l'entusiasmo, ci vuole qualcosa di più. Sono anche i 1.000 che abbiamo nella sanità alpina, e qui cito solo il miracolo dell'ospedale da campo montato in 7 giorni con 75 posti di emergenza e 75 di post-emergenza alla Fiera di Bergamo durante il Covid. Solo per dire cose che facciamo. Quello che mi rammarica, ma qui devo ringraziare la Regione Veneto e la mia Regione che mi ha dato questa opportunità oggi, non è uno sfogo, ma è giusto che io renda merito a chi si impegna, e quello che mi rammarica è che quando vado a Roma capiscono poco, parlamentari e anche governo, lasciatemelo dire. E invece dovrebbero capire, perché se ci fermassimo noi, la tentazione io ce l'ho avuta qualche volta in un'emergenza di dire la colonna mobile dell'Associazione Nazionale Alpini sta a casa. Però so che farei un danno irreparabile a chi ha bisogno in quel momento e non lo faccio. Perché? Per dimostrare, noi siamo stati riconosciuti, siamo una delle 5 maggiori colonne mobili nazionali, ma sappiamo e siamo anche supporto e colonna in tutte le colonne mobili delle regioni del nord. Quindi siamo una realtà che è sempre pronta, che si prepara, che si forma. Lo stesso valga per l'ospedale. Siamo l'unica realtà, è l'unico, lasciatemi dire, ospedale completo di terzo livello. Adesso stiamo facendo le procedure per essere omologato a livello europeo, che c'è a disposizione, ospedale ovviamente da campo. E quindi è uno sforzo che noi tutti insieme facciamo. Insieme a questo, ecco, io dico tutto quello che i nostri gruppi fanno nelle loro realtà. Parrocchie piuttosto che comuni, piuttosto che necessità concrete. E tutto quello, e lasciatemelo dire, che noi facciamo, e su questo libro è testimoniato, anche quando c'è un'emergenza. Noi, quando c'è un'emergenza, interveniamo con la nostra protezione civile nell'emergenza, come fanno gli altri. Ma poi facciamo una raccolta fondi nostra interna per lasciare un segno concreto di solidarietà a quelle popolazioni. E lo abbiamo sempre fatto e continuiamo a farlo. Stiamo completando quelle in Centro Italia, anche qui per qualche problemino burocratico, perché poi la volontà e la possibilità di realizzare sono purtroppo legate a tempi di procedure. Lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto concretamente anche con l'alluvione in Emilia-Romagna, prima fornendo dei nostri tecnici e funzionari responsabili che hanno supportato i comuni che avevano bisogno di completare le pratiche,
adesso con interventi concreti di restauro e di sistemazione. Ovviamente noi puntiamo sempre a interventi che abbiano funzione e carattere pubblico, per non andare a creare poi problemi di tipo diverso. Ma lo siamo anche in giro nel mondo, in questo momento, giustamente il Presidente l'aveva ricordato prima, il Mozambico, dove ovviamente siamo lì, a Pemba, dove sono sfollati tantissimi e dove c'è una comunità, ecco, che ha bisogno di un punto di riferimento, in questo caso una chiesa con l'oratorio, e stiamo partendo e siamo intervenuti. Lo facciamo tra l'altro in ricordo dei 30 anni dell'ultima operazione di pace fatta dagli alpini di Leva, l'operazione Albatros, proprio per stimolare, per far capire che se perdiamo queste risorse, ecco, perdiamo una grande possibilità, un grande valore aggiunto, non perché siamo alpini, perché siamo questi, un grande valore aggiunto che io credo l'Italia non si può permettere di perdere e che io spero che anche con questa conferenza, e quindi ringrazio ancora una volta, ci ha dato l'opportunità di dire non siamo qui a millantare credito, siamo qui a dare, però vorremmo che chi ci sta dall'altra parte capisse che stiamo dando e stiamo dando per tutti e nell'interesse di tutti. Questo è il senso vero anche di questo libro della solidarietà. Quindi grazie, mi unisco agli auguri anche per me a tutti i cittadini della Regione Veneto, lasciatemi dire a tutti i miei alpini, amici e aggregati, alle loro famiglie, di un buon Natale e spero col cuore di un sereno 2025, forti del motto della nostra adunata di Vicenza, il sogno di pace degli alpini. Grazie. Veramente un grazie al Presidente Sebastiano Favero, e nelle parole del Presidente mi ritrovo nella mia vita istituzionale. Frequentare il MEF, io lo conosco e lo frequento purtroppo dal 2010 adesso, quindi penso anche a quanto vecchio sono diventato nel frattempo, e effettivamente c'è qualcuno che è entrato in via 20 settembre a 26 anni dopo la laurea, 25 anni, ed è rimasto all'interno di quell'isolato lì e non vede il mondo esterno, come lavora, come funziona e come si evolve. Quindi certe rigidità, e la legge sul terzo settore citata dal Presidente effettivamente ha poco a che fare con chi fa volontariato, ma è più mirata a chi fa professione del volontariato, quindi una stortura che probabilmente qualcuno non ha ben compreso. E come mi permetto di dire, lo dicevo prima in motoscafo al Presidente Favero, sulla circoscrizione obbligatoria, molti paesi europei stanno rivedendo quella posizione perché, dico purtroppo, quello che sta avvenendo in giro per il mondo dimostra che serve alle spalle di un esercito ipertecnologico comunque la presenza dell'uomo per gestire tecnologia, ma per fare anche logistica e interventi necessari ogni tanto con la presenza fisica dei militari. Visto che sono il Presidente del Consiglio, mi permetto di guardare anche un po' avanti nella nostra associazione. Posso citare un paio di appuntamenti che a me sono particolarmente cari. Il 31 dicembre a Thiene per ricordare Matteo Miotto, ed è una cerimonia che negli anni sta via via assumendo importanza sempre più incisiva. Ringrazio Lino per il grande lavoro che fa il gruppo di Thiene per il supporto a quell'iniziativa. E poi dico al Presidente Ruggolo, mi pare sia il 9 marzo? 29, quindi mi sono sbagliato, mancava un 2. Il 29 marzo sul Ponte degli Alpini, dove su iniziativa del Presidente Favero avviene la consegna ufficiale del cappello alpino ai nuovi ragazzi che fanno parte di questo corpo, e penso che quello sia veramente un luogo significativo per chiunque arriva da qualsiasi parte d'Italia. Ricevere il cappello alpino su quel ponte dà anche un senso di responsabilità e dà un senso di
anche di storia che sta alle spalle di questo cappello che, fatto in quel luogo, assume per loro un significato, secondo me, particolarmente impegnativo. Quindi complimenti a Sebastiano Favaro per averlo messo in pratica, ed è sicuramente un momento per il corpo degli alpini, un momento particolare. Io chiuderei qui, se non c'è da aggiungere. Sebastiano, prego. No, Lei può sempre. Posso solo lasciarvi un piccolo pensiero dalla sede nazionale. Vieni Pino. Allora. Zaino pesante. Non è pesante, no. Allora, per il Presidenza, per il Consiglio, questo è il Grest del Presidente nazionale, che quando va a un avvenimento lo lascia, e quindi voglio lasciarti Grazie questo. infinite. Elisa, vieni anche tu. Elisa, sono stato anche con la collega Ventolini. Non lo sapete forse, ma la collega Elisa Ventolini è mamma da poco e sta facendo i consigli generali portando il figlio qui negli ultimi giorni. Ed è un bel esempio. Grazie veramente. Poi, visto che è appena fresco di stampa, a ognuno di voi tre il calendario 2025 dell'Associazione Nazionale Alpini, che ha come riferimento le adunate. Grazie. Assolutamente. Grazie. Piccolo pensiero Bravissimo. e una storia seppur succinta delle adunate nazionali